È carnevale. Dopo le frittelle, dopo i galani, avrei voglia di castagnole. Maria, questa voglia te la tieni? Però mi racconti la storia. Va bene. Allora, è un piatto del carnevale di tutta Italia. È utilizzato dalle famiglie perché è un piatto povero, perché vengono fatti all'inizio del carnevale per tutti i bambini e poi avevano una lunga durata e quindi hanno la possibilità di essere conservati per tutto il periodo del carnevale. Quindi le mamme cosa facevano? Un po' alla volta centellinavano questo dolce per i ragazzi che andavano in giro per le calli e campielli a fare carnevale. Ora vediamo la ricetta. Per i carnevali di Venezia, oggi da Rosa Salva. Primo pasticcere Daniele, ciao, come stai? Buongiorno, bene, grazie. Oggi ci presenterà le castagnole, piatto tradizionale del carnevale per tutta Italia. Daniele, ingredienti? Gli ingredienti sono burro, zucchero, farina, lievito in polvere, uova, vaniglia. Viene impastato burro e zucchero con le uova intere. Dopodiché viene messo le parti secche, farine e lievito in polvere e la vaniglia. Alla fine impastato, vengono tirate su dalla macchina, vengono fatte un panetto, diciamo tipo frolla, ma non è una frolla. Vengono rotolati, tagliati come i gnocchi, arrotolati con le mani e poi fritti. Una volta fritti, tuffati nello zucchero semolato. Bene, andiamo a vedere come procedi. Ok.